Euroregione News. 2019, Codroipo inizia di corsa, Numaruning. Non è una gara, non ci sono premi né medaglie, non c'è iscrizione, chiunque può portare ciò che vuole per il rinfresco finale. Così il 1 gennaio alle 11:11 è partita la corsa non competitiva di 11 km e 111 metri che attraversa il centro di Codroipo, raggiunge Villa Manin per rientrare al campo sportivo passando dal Parco delle Risorgive. Tra gli organizzatori ho incontrato Fabian Lant e tra i partecipanti il campione Michele Pittacolo dopo l'arrivo. E anche quest'anno l'abbiamo fatta, la Numaruning. Siamo assolutamente contenti, come immagino sappiate è un raduno spontaneo che è nato nel 2011, esattamente alle 11:11 del mattino del 1 gennaio 2011. Come vedete qui alle mie spalle ci ritroviamo la mattina del 1 gennaio con un po' di forza in meno dato il veglione, ma con tanta voglia di stare assieme e di divertirci. Anche quest'anno il tempo ci ha sicuramente graziato, ci ha aiutato, i partecipanti sono stati veramente numerosi, non li abbiamo contati, però contiamo che siano almeno 500 persone. In questo incontro non ci sono differenziazioni di età, per cui c'erano tutte le età, abbiamo avuto partecipanti a 2 gambe e a 4 zampe, indistintamente, tutti assieme, tutti per divertirci, bere un bicchierino alla fine, consumare gli avanzi del veglione, stare un po' assieme e divertirsi. Buongiorno a tutti, auguri per un bel 2019. Sono belle, e da ringraziarli che fanno queste iniziative, che ci sono poche in giro. Il numero la giornata ha portato e ha aiutato il numero di partecipanti, e correre in tranquillità in mezzo alla natura è una cosa, per il primo giorno del 2019 penso che sia una cosa che ti emoziona. Questa scampagnata fa parte della mia preparazione, perché durante il periodo invernale alterno anche la corsa a piedi che serve per fare fiato, e adesso quest'anno nel 2019 sarà molto intensa la mia attività. Dopo 3 anni ritorno a fare il mondiale su pista, che sarà dal 14 al 17 marzo in Olanda a Apeldoorn, e poi 3 prove di Coppa del Mondo, e il mondiale cerco di difendere la maglia ridata il 15 settembre sempre in Olanda, il mondiale su strada, e il 13 la prova cronometro. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.